Al via da stamani i controlli da parte delle forze di polizia, tutte che vigilano sulle norme dettate dal governo centrale circa il fatto che siamo in zona rossa. Ricordiamo che si potrà uscire solo in caso di necessità e dietro una valida autorizzazione accompagnata da autocertificazione, un impegno che verrà esteso in particolare nelle zone aperte come le spiagge, i lidi, i parchi, le riserve, luoghi che in altri tempi venivano fruiti dalla gente per godersi la festa. Quest'anno invece, ed è già al secondo, ci vediamo costretti a stare a casa per via del contagio che continua a essere frequente, dovuto anche alla variante inglese che è più veloce nella sua contaminazione. Pertanto da parte delle autorità tutte la massima raccomandazione a rispettare le norme vigenti e a non uscire se non in caso di assoluta necessità. Comandante, come vi state organizzando territorialmente in vista di questo weekend pasquale, non solo ad Agrigento ma anche nel territorio provinciale? Il momento è particolarmente difficile, come ben sappiamo tutti, le numerose varianti che stanno circolando non lasciano tregua e noi non abbasseremo la guardia. Lo faremo per proteggere i nostri cittadini dagli irresponsabili. Capiamo che la voglia di stare fuori è tanta, capiamo che c'è tanta stanchezza, ma dobbiamo tutti quanti capire che a ogni azione irresponsabile corrisponderanno maggiori restrizioni nel tempo. È quindi il caso di rispettare le norme, di essere particolarmente attenti, soprattutto in questo periodo in cui si sta già facendo particolare fatica a somministrare i vaccini e far sì che la popolazione sia sempre più protetta. I luoghi maggiormente attenzionati quali saranno, comandante? Allora, puntiamo sulla nostra capillarità sul territorio, quindi le stazioni carabinieri, che sono la nostra spina dorsale, faranno gran parte del lavoro. L'attenzione ovviamente è maggiormente proiettata sulle spiagge, zone di campagna, montagna, ovvero tutti quei paesaggi, quelle zone dove i ragazzi si riuniscono. A maggior ragione dobbiamo stare attenti alle fasce più giovani che in questo periodo di Pasqua e Pasquetta possono aggregarsi e fare feste. Quindi staremo attenti su tutto il litorale, la zona di montagna e le campagne della provincia di Agrigento. Ricordiamo chi può uscire da casa e le eccezioni quali sono, comandante? Adesso siamo in un momento di massima restrizione, 3, 4 e 5 aprile è la zona rossa più rinforzata a livello nazionale. Una particolare attenzione dobbiamo rivolgerla a quei comuni che sono stati dichiarati zona rossa, quindi anche al termine del periodo pasquale, lì dove si ritornerà molto probabilmente a una zona arancione, i comuni in zona rossa hanno delle restrizioni maggiori, non possono uscire dalle loro abitazioni, non possono uscire dal loro comune, salvo i motivi ormai conclamati e regolarizzati che sono quelli di lavoro, salute o acquisto di beni di prima necessità.